Inserito in scaletta anche il posticipo della 25esima giornata del campionato di B, c'è il derby umbro Ternana-Perugia. Antonello Brughini. È la partita dell'anno, da queste parti sicuramente la più attesa, è antica e fortissima la rivalità tra Perugia e Ternana. Il derby non si gioca, si vince, hanno ripetuto in settimana giocatori e tecnici delle due squadre. All'andata 5 mesi fa la gara fu segnata da una tragedia, la morte per infarto sugli spalti del Renato Curi di un tifoso del Perugia. Le due squadre a quel punto decisero di non giocare gli ultimi 10-12 minuti. Finì 1-1. Subito le formazioni, partiamo dalla Ternana, il 4-3-3 disegnato alla fine da Carmine Gautieri, un ex. Arresti tra i pali, Zanon, Meccariello, Valiant e Germoni in difesa, Defendi, Ledesma e Palumbo in mezzo al campo. Davanti giocheranno Pettinari, Acquafresca e Falletti. Dall'altra parte il Perugia che ha 12 punti in più in classifica, il Perugia di Cristian Bucchi, anche in questo caso un ex. 4-3-3. Alberto Brignoli in porta, Del Prete volta Monaco e dichiara in difesa, Brighi, Gnaure all'esordio assoluto con il Perugia e Desi in mezzo al campo. Il tridente offensivo sarà formato da Mustacchio, Forte e Guberti. La direzione della partita è affidata a Riccardo Pinzani di Empoli. A Terni il clima è gradevole, 15 gradi la temperatura studio. 38 minuti allo stadio Liberati, ancora 0-0 fra Ternana e Perugia. Attacca ancora la squadra ospite, ma Desi viene fermato proprio al limite dei 16 metri. Squadre contratte, quasi impaurite, squadre comunque brave a limitare gli attacchi degli avversari. Al 37esimo minuto, mentre attacca adesso la Ternana con Falletti, siamo all'altezza dei 35 metri. Falletti per Defendi che scivola, dunque può ripartire il contropiede del Perugia, che seguiamo in diretta con Guberti. Siamo sul settore di sinistra, Guberti ha di fronte a sé l'ex laziale Ledesma, entra in area il sinistro di Guberti, la conclusione con i pugni ancora Brighi che da facilissima posizione con il sinistro da non più di 10-11 metri. Matteo Brighi ha avuto sulla palla il vantaggio, la palla del vantaggio, ma l'ha sprecata malamente calciando praticamente sul fondo. Dunque una limpidissima opportunità per il Perugia. Non si sblocca il derby dell'Umbria numero 89, siamo al 39esimo minuto. Ternana 0, Perugia 0, Filippo Corsini. Palermo 1, Atalanta 2. Perugia in vantaggio esattamente alla mezz'ora allo stadio Liberati, cambia dunque il parziale. Ternana 0, Perugia 1, la rete di Francesco Nicastro. A te la linea. Andiamo a Terni, dove quindi è cambiato il parziale, dove soprattutto fanno festa i 1300 tifosi organizzati arrivati da Perugia, perché la squadra ospite allenata da Cristian Bucchi c'è qualcuno che deve terzo gol intervenire. dell'Atalanta, scusa Brughini, Cristante porta alla nostra sinistra in tuffo di testa. Palermo 1, Atalanta 3, gol di Cristante su assist al bacio del Papo Gomez. A te la linea Brughini. D'accordo, grazie Scaramuzzino. Dunque dicevamo che la squadra ospite allenata da Cristian Bucchi esattamente alla mezz'ora in passata in vantaggio con Francesco Nicastro, mentre attacca ancora la Ternana. Attenzione, siamo nell'area piccola, la conclusione da distanza ravvicinata di Palombi, pallone che termina sul fondo ma di pochissimi centimetri. Ternana vicinissima al pareggio, ma vi raccontiamo rapidamente il gol che sta decidendo questo derby, che adesso si è infiammato. C'è stato un cross millimetrico del capitano dei Grifoni Lorenzo Del Prete, la deviazione sotto misura di Francesco Nicastro, praticamente da non più di 6-7 metri. Nicastro che non giocava, pensate un po', da 2 mesi, era stato fuori per infortunio, e per Nicastro sesto gol in questo campionato. Calcio d'angolo in favore della Ternana, siamo esattamente al 32esimo minuto. Ternana 0, Perugia 1, studio. È un finale intenso, molto acceso, siamo al 36esimo minuto. Ternana 0, Perugia 1, dunque la rete alla mezz'ora di Francesco Nicastro, ma la Ternana è andata per 2 volte vicinissima al pareggio, prima con Germoni e soprattutto con Simone Palombi. Cross di Noia, colpo di testa ravvicinato dell'attaccante entrato all'inizio del secondo tempo, e miracolo, autentico miracolo sportivo di Alberto Brignoli, proprio l'ex più atteso di questa partita. Adesso c'è un giocatore da Ternana a terra all'interno dei 16 metri avversari, dunque si ripartirà con un calcio di punizione. Siamo al 36esimo minuto. Ternana 0, Perugia 1, studio. 5 minuti più recupero al termine del derby dell'Umbria, con il Perugia in vantaggio sulla Ternana per 1-0, la rete di Francesco Nicastro, ma la squadra di casa allenata da Carmine Gautieri adesso sta per battere un calcio d'angolo. C'è il numero 10 sul pallone, Cesar Falletti, area di rigore trafficatissima, la parabola d'uscita di Falletti, il colpo di testa molto bello di Marino Defendi, pallone che termina sul fondo ma realmente di pochissimi centimetri. Che paura per Alberto Brignoli, non cambia la situazione, siamo come detto al 41esimo minuto, dunque il forcing della Ternana che ha fatto entrare anche un altro attaccante, Monachello per la precisione. Ternana 0, Perugia 1, studio. Torino ha battuto il Pescara 5-3. Terni.
A Terni invece si gioca ancora, mancano esattamente 40 secondi perché siamo nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Pallone nella metacampo della Ternana, adesso prova a rincorrerlo Mattia Mustacchio, quindi potrebbe essere questo l'ultimo attacco della Ternana. Monachello che insegue il pallone stesso ma commette fallo in attacco, dunque calcio di punizione in favore del Perugia, con il Perugia dunque sempre in vantaggio qui a Liberati sulla Ternana per 1-0. Ternana adesso naturalmente anche molto stanca e con le idee annebbiate. Il nostro cronometro segna 49 minuti e 50 secondi, dunque soltanto 10 secondi. Aspettiamo dunque il termine di questa partita, poi torneremo rapidamente da Filippo Corsini a Saxa Rubra. Gioco fermo dunque, calcio di punizione in favore del Perugia con i 1300 tifosi biancorossi che naturalmente assaporano la vittoria in questo derby molto atteso. Il 50° minuto è scaduto, anche l'arbitro francamente consulta il suo cronometro facendo di accelerare le operazioni. Soltanto qualche secondo al termine di questo posticipo della 24esima giornata del campionato di Serie B. Allora Broghini, interromperai tu, andiamo a Milano, Inter-Empoli fino al termine, Riccardo Cucchi. 3 minuti e mezzo perché sono 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Celi. Adesso c'è un calcio d'angolo in favore dell'Inter che ricordiamo è in vantaggio per 2-0 sull'Empoli. Tutto l'Empoli protegge. Scusa Cucchi, mi è arrivato anche il finale delle Liberati. Allora Perugia batte Ternana 1-0, il gol di Francesco Nicastro alla mezz'ora del secondo tempo. A te la linea. Il posticipo di B della 25esima giornata era il derby Ternana-Perugia, lo hanno vinto gli ospiti, Antonello Broghini. E allora subito il finale, Perugia batte Ternana 1-0, derby deciso da Francesco Nicastro al sesto centro in campionato. Nicastro era fuori per infortunio da ben 2 mesi, un gol bellissimo in spaccata, quello dell'ex attaccante di Rimini e Juve Stabio. La Ternana si è svegliata troppo tardi, solo dopo la rete di Nicastro per il Perugia che scavalca lo Spezia e si riprende il sesto posto e la seconda vittoria consecutiva per la Ternana, la sesta sconfitta nelle ultime 7 partite. Ternana sempre penultima in classifica e in gravissima crisi. Allora soltanto il finale allo Stadio Liberati, Perugia batte Ternana 1-0, Filippo Corsini.